Va ora in onda la rassegna stampa. Sì, potremmo dire oggi per un pelo, per un'unghietta, ci potrebbe essere. Perché? Dovete stare attenti dove andate quest'oggi, ci sono delle perturbazioni a sorpresa in giro per l'Italia, soprattutto qui al nord. Speriamo, chiaramente sto incrociando le dita delle mani e dei piedi, che non provochino guai, danni, morti, perché ormai appena vedi una nuvoletta ti viene paura. Però attenzione, proprio perché c'è la precipitazione a sorpresa, quindi se giri in macchina e c'è il momento che piove a dirotto, a dir 9, a dir 10, si rovescia tutto quanto e poi ritorna il sole. Attenzione, soprattutto voi che state partendo per le vacanze, buone vacanze, buon riposo da Sammy Varin, da Radio Libertà. Ciao! Un ciao maggiore lo mandiamo a quelli sotto il po', anzi un po' più in giù ancora. Perché? Perché di sotto c'è bel tempo, siete i soliti fortunati. Duraminga però, diciamo noi a Milano, quindi godete, godas, no, non è la prima, non mi ricordo di che coniugazione è. Fatto sta che questo weekend dovrebbe portare un peggioramento o comunque un abbassamento delle temperature in tutta Italia, quindi respiriamo. Il buongiorno ai nostri registi, Simone 1, Simone 2, ragazzi, 2 registi al prezzo di uno, ma davvero con Sammy Varin, ed è un grande piacere avervi con noi, soprattutto voi radioascoltatori che scegliete la nostra radio per una controinformazione puntuale, per non sentire le solite notizie che sentite su tutte le altre radio. E certo, vi dirò cosa succede nel mondo, ma poi vi porterò picciu nelle notizie che so che vi interessano, che so che sono più nelle vostre corde, che so che le altre radio trascurano. E anche oggi ve ne trovo, e come. Intanto diamo i numeri. Certo, il nostro numero di WhatsApp 3406709 659 per mettervi in contatto subito con Sammy Varin, un messaggio audio, anche video se volete, per commentare la realtà odierna. Oggi è venerdì 25 luglio 2025 e voi potete scrivermi al 3406709 659. Certamente potete farlo, soprattutto se mi ascoltate in diretta. Lo dico perché in moltissimi, è diventata una mania e mi piace molto, certo, in moltissimi ascoltano questa rassegna stampa poi negli orari più disparati della giornata o della nottata. Io vado in onda la mattina dalle 7:30 alle 9:30. Ancora per oggi, da lunedì inizieremo alle 8:30, non cominciate a piangere alle 7:30, a strapparvi i capelli. Non c'è Sammy Varin. Iniziamo alle 8:30 da lunedì. Ma questa rassegna stampa la si trova poi in podcast sul sito radiolibertà.net o su YouTube e Facebook, e soprattutto sulla pagina di Lega Salvini Premier di Facebook. Ciao leghisti celoduristi. E ve la potete rivedere, riascoltare quando e come vi pare. Il bello della tecnologia. Basta con questi orribili miagolì. Vedete il primo messaggio? Capite che i nostri ascoltatori sono sempre cazzuti, arrabbiati, duri, massicci e incazzati, si diceva quando si faceva il militare, bei tempi. Sono d'accordo, d'altronde è un po' un'irriverenza verso le notizie del giorno, è proprio il succo, il sugo della conduzione di questa rassegna stampa, solo tra virgolette, di Sammy Varin, il fatto di non correre dietro al potere. Sono troppo pesante, dici? Cosa dici? È l'estate più calda degli ultimi 7000 anni, scrive Marco. Vero, oggi ti dico, ho portato il giubbino perché effettivamente fa freddo a Milano. Potremmo, un bel titolone, fa freddo a Milano. Non lo fa nessuno perché sono tutti troppo impegnati. E allora sentiamo subito come sono impegnati i quotidiani di quest'oggi. Bada ben, ve lo do. Non ve lo do. Ma come non ve lo do? Ce l'avevo qua un attimo fa.
arriva Simone e cioè il computerone va no, è qua, guarda che ce l'ho qua. Guarda, da dove cominciamo? Guarda, questi sono tutti i giornali di oggi, dai giornaloni, Corriere Repubblica, Stampa. Volete fare facciamo un salto da uno all'altro? Facciamo così, dai. Allora, il Medio Oriente e la tregua che tira e molla non c'è mai. Questa è una cosa che fa moltissimo arrabbiare, ma sembra che faccia ancora più arrabbiare il fatto che sia colpa di Hamas, che non si decide. Gaza, la tregua si allontana. Titola al Corriere. Repubblica è ancora più potente perché, attenzione, guarda cosa titola, sì allo Stato palestinese, signori, virgolettato. Questa è la sfida di Macron. Francia. Riconoscimento ufficiale all'ONU dello Stato palestinese. Netanyahu un premio al terrorismo. Saltano i colloqui a Doha e la tregua a Gaza si allontana. Gli USA, Hamas non vuole la pace. Siamo su Repubblica, che è l'unica che lo mette proprio così in apertura. La Francia sarà il primo paese del G7 a riconoscere lo Stato di Palestina. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, che farà il suo annuncio all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Netanyahu, scelta che premia il terrorismo. L'inviato speciale americano per il Medio Oriente Witkoff ha annunciato l'interruzione dei colloqui in Qatar per il cessate il fuoco. Gaza, Hamas non agisce in buona fede. Siamo su Repubblica. Inchiesta di Milano, IPM, arresti necessari. Scontro ANM Nordio, lo mette giù quasi gentilmente, ma ragazzi ci stanno andando giù pesante. I magistrati di sinistra, potrebbe dire qualcuno, ma non è vero assolutamente. Però li stanno facendo un culo paro, un culo politico, of course. Dopo gli interrogatori sull'inchiesta di Milano, la procura ribadisce la richiesta di arresto per i 6 indagati che ritiene coinvolti in un patto corruttivo per operazioni di vasta speculazione edilizia. L'architetto Scandurra si difende: quei soldi erano le mie parcelle, non tangenti. Intanto l'ANM ha pubblicato una lettera del 94 firmata anche da Carlo Nordio, allora pubblico ministero a Venezia, contro una riforma della giustizia che avrebbe previsto la separazione delle carriere. Quindi ai tempi era contro, adesso ha cambiato idea. La risposta è stata sì. Ma questo non gli basta chiaramente a certi magistrati, a certa politica di sinistra, e c'è una polemica, un casino della miseria. Ma io giro quotidiano, attenzione, La Stampa, Gaza, la diplomazia si ritira e siamo sempre nel pantano e non cambia proprio nulla. Ma soprattutto si cerca, secondo qualcuno, di spostare l'attenzione di voi italiani, in senso buono, che comprate i quotidiani, e ce n'è ancora qualcuno che li compra, ormai quasi tutti ascoltano la rassegna stampa di Sammy Varin e quindi non li compra più nessuno, c'è Sammy Varin che ce li legge. Centri migranti in Albania, 114.000 euro al giorno. Attenzione, non è una vendita, non è un'asta, signori, 114.000 euro al giorno per i migranti in Albania. Chi offre di più, chi offre di meno, che cazzo offre? Ecco, 114,1 euro. Gli diamo tutto quanto a Simone 2. Tieni tutti i migranti, ciapali. No, stiamo ridendo e scherzando per voi. Ancora a letto per voi sveglioni che state guidando sotto un'acqua torrenziale, mi raccomando, attenzione, non facciamo cacchiate, l'acquaplaning è in agguato, ma soprattutto andiamo piano. Tanto in vacanza ci arrivate lo stesso e anche al lavoro ci si arriva. Allora, vi dicevo, la sensazione che ho a bradare è che questi vogliano spostare l'attenzione sui guai che hanno, parlo degli amici che votano PD e che fanno parte del PD, hanno qualche guaietto giudiziario e siccome non se ne può parlare troppo, stanno spostando l'attenzione ricordando che stiamo spendendo soldi per i migranti in Albania. Nel 2024 ha funzionato solo 5 giorni per 20 persone. Il Viminale risponde:
prima la gestione dei migranti costava di più. Centri migranti in Albania, 114.000 euro al giorno, siamo sulla Stampa, che ricorda però come la nuova Lampedusa è un'isola greca. Insomma, non è più di moda Lampedusa che arrivano i migranti, ma che c'è un'isola greca con decine di barconi abbandonati a riva, copertoni sgonfi usati come un casino, mentre su Lampedusa non c'è proprio niente, non c'è nessun relitto, nessun... Che cacchio dici, Sammy Varin? Sta zitto, va. Gaza, la diplomazia si ritira, e un riquadro che compare anche su altri giornali, perché un pochino ci ha tenuto compagnia nella nostra infanzia. Ci siamo tutti chiesti, ma facevano sul serio oppure no? Morta la stella del wrestling che aveva sposato la causa del popolo MAGA, l'incredibile Hulk di Trump. La prima fake globale della storia questo è il commento di Massimiliano Panarari, e giustamente era tutto finto, sembrava che se le dessero di santa ragione, non si vedeva una goccia di sangue. Bei ricordi, se non fosse che poi questo qua, che è uno dei tanti, e però è uno di quelli famosi, si era poi schierato con Trump, e quindi lo si può mettere, lo si deve mettere su tutti i giornali di sinistra, su Repubblica c'è pure. Vado avanti, attenzione, il Messaggero, Gaza, Hamas rompe, replica USA. Vediamo un attimino. Witkoff incontra i mediatori su uno yacht in Sardegna, ma i miliziani cambiano le condizioni per la tregua. 10 ostaggi per 2200 dei nostri, signori, perché vi dicevo, è davvero una vendita online. Washington, ora basta, pronti a intervenire. Per fortuna sul Messaggero, su altri quotidiani c'è una buona notizia, oltre che la Meloni in copertina del Time, e questa è una buonissima notizia che fa schiumare rabbia alla sinistra. Infatti sono tutti schiumati oggi i giornali di sinistra. C'è la buona notizia sul fronte agricoltura, e noi ne parleremo perché abbiamo tanti parlamentari della Lega, Senato, Camera, che si occupano di agricoltura perché è la nostra vita, perché è l'Italia, ragazzi, perché produciamo cose squisite che si basano sui prodotti agricoli. Sapete che l'Europa al posto che aiutare gli agricoltori fa tagli. Bene, il governo ha presentato invece il DDL Coltiva Italia, agricoltura, 1 miliardo di investimenti. Lollobrigida, tutelare le filiere nazionali. Ne sapremo di più certamente da altri quotidiani. Insomma, hanno stanziato 1 miliardo di euro per l'agricoltura. Vado su altri quotidiani, poi ci teniamo buoni. Libero, il giornale La Verità, perché altrimenti girate su Radio 24, lo so io, invece vi trattengo, siete miei ostaggi, non vi leggo questi giornali finché voglio io, perché tanto dalle altre parti non li leggono, quindi il Tempo, lo volete il Tempo? E io non ve lo leggo. Vado su Domani, altro virgolettato brutto, mangiamo gli animali domestici. Qui stiamo a guardare gli animali che vengono abbandonati d'estate e là se li mangiano. Siamo naturalmente nella striscia di Gaza. Gaza muore, Israele blocca gli aiuti. Questa è la prima pagina del Domani. Sui dazi Trump deride ancora l'Europa, la rivolta degli ucraini stoppa la legge Zelensky, gli abitanti della striscia stremati dalla strategia della fame di Netanyahu, siamo già cadaveri. Trattativa in salita su ostaggi e cessate il fuoco. Un ministro di Bibi, tutta Gaza sarà ebraica. Insomma, ti viene una voglia di vivere leggendo il Domani, che metà basta, però parte di queste cose sono assolutamente vere. Il Manifesto fa dello spirito, come al solito, mettendo una foto di Netanyahu e la Meloni e scrivendo sopra i cooperanti.
Sono loro i cooperanti. Lo Stato Maggiore della Difesa incontra rappresentanti militari israeliani. Lo Stato Maggiore della Difesa italiana incontra rappresentanti militari israeliani, scrive il manifesto, per discutere un piano di cooperazione bilaterale. Invitate le aziende interessate a vendere sistemi dual use a Tel Aviv, che sono sistemi pum pum che sparano, penso che siano, non sono mica giochini elettronici. Meloni e Crosetto hanno sempre detto, fa rima, niente armi dopo il 7 ottobre. Questa è la denuncia del quotidiano comunista Il Manifesto, che chiaramente rincara la dose su Nordio, ragazzi. Oggi c'è un coro dai sinistrorsi contro Nordio. Nordio era contro la separazione. Chiaramente si parla di separazione delle carriere e non si può cambiare idea. Cioè, io pensavo che fosse anche sintomo di intelligenza cambiare idea. No! Dagli archivi dell'ANM emerge un documento del 94, signori, 1994. Cosa facevi tu nel 94? Ero già, guarda, quello non c'era, l'altro dormiva, io avevo 4 anni e io ero già a Radio Padania Libera, certo, ero a Radio Padania, sì, ero passato da Radio Italia a Radio Padania, che è una cosa stranissima, dall'Italia alla Padania, devi essere un po'... E ci ho guadagnato, non certo in stipendio, ma in soddisfazione, diciamo così, vuol dire avere un impegno che va al di là del lavoro. Attenzione, ma che stai raccontando i fatti tuoi? Sammy Varini, il manifesto parla anche dei centri in Albania, costi fuori controllo, zitto 44. Attenzione, l'unità, vi sto facendo godere a voi pidini. Israele, cancelleremo Gaza e stirperemo il male. E poi c'è Orfini che dice con Ricci prenderemo le Marche. Attenzione, ve lo faccio vedere perché è un po' una mosca bianca. L'intervista al deputato Dem c'ha una faccia mica tanto convinta qua, cioè dice che cazzo sto dicendo? Con Ricci prenderemo le Marche. Ricci è quello indagato che non metteva le cinture, eccetera. Però gli altri quotidiani dicono che il PD lo sta mollando, ragazzi, ve lo dico subito. Il secolo va dove ti porta Giorgia. E signore e signori, certo, le copertine, fammi pensare che un tempo, mica tanto lontano, c'era Matteo Salvini su queste copertine. Adesso c'è Giorgia Meloni e il fatto che non ci sia un rappresentante di sinistra ultimamente su queste cose. Sì, vabbè, Draghi, ma Draghi non puoi mica dire che sia proprio di sinistra, E insomma un po' fa schiumare una certa sinistra pidina. Where Giorgia Meloni is leading Europe, questa è la copertina di un giornale famosissimo, il Time. E poi anche in Francia, Le Point, incroyable Italie, la leçon d'un sursaut économique, si scrive anche in arabo, si scrive, va dove ti porta Giorgia. Il Time celebra la leadership europea della Meloni e il modello Italia. Collezione primavera-estate dell'Italia. Sono io il modello Italia. Va dove ti porta Giorgia, l'editoriale di Alice Carrazza sul secolo d'Italia, tanto per far schiumare i pidini. Abbiamo fatto abbastanza show? Vi piace questa rassegna stampa? Dai, ditemelo, fatemi un messaggino al 340 67 09 659, perché io non vivo senza voi, assolutamente no. Sammy Varin, vuole i vostri messaggi al 340 67 09 659, commentate le notizie del giorno. Non ho ancora letto le agenzie della notte perché sono sicuro che non è successo niente. Oggi è un po' una giornata di interlocuzione e anche chiaramente di tristezza perché i negoziati in Medio Oriente si sono nuovamente fermati. Vediamo un po'. Il Corriere mette in apertura il retroscena: Gaza, quali aree deve lasciare l'esercito israeliano? E cerca di spiegarci perché è fallita la trattativa, ma soprattutto
Macron che ha detto riconosceremo lo Stato palestinese, che è una notiziona comunque, tu ti chiedi cosa c'è dietro. Repubblica in apertura, Parigi riconoscerà la Palestina, annuncio storico di Macron, Netanyahu premio al terrorismo. Giro, ritorno sul cartaceo, signore e signori. Non vado su Avvenire subitissimo, vi faccio un po' soffrire a voi cattolici bacchettoni. Il Fatto Quotidiano apre quest'oggi in centropagina con il sistema Sala. 2.400 posti letto sugli almeno 10.000 promessi, housing sociale senza case, truffa alla milanese. Perché alla fine ci saranno meno case popolari. Lo slogan ha effetto per tenersi buono il ceto medio, ha solo garantito le rendite dei fondi immobiliari con garanzia statale. Questo il titolo principale del Fatto Quotidiano, che in taglio alto però ha Israele e Hamas negoziati falliti, Knesset annettere i territori. Gli Stati Uniti si ritirano dal tavolo di Doha. L'editoriale di Marco Travaglio si intitola Linguine ai ricci, ricci di mare, ma anche ricci marchigiani. Ormai l'Italia è talmente sottosopra che a pagare il conto delle indagini sul malaffare è l'unico grande partito non coinvolto, il Movimento 5 Stelle, signori. Oh, è riuscito a tirarlo fuori. Marco Travaglio ha tirato fuori il Movimento 5 Stelle dando la colpa a noi di guardare la pagliuzza, com'è che è il dito, il bubbo, insomma, guardiamo le cose piccole davanti a tutto questo magna, con un gesto forse eccessivo di generosità. I 5 Stelle avevano accettato di sostenere nelle Marche l'ex sindaco renziano di Pesaro, attuale eurodeputato PD Matteo Ricci. E ora che quello è finito indagato, Conte e i suoi si dibattono nell'imbarazzante scelta fra 4 opzioni: mantenergli l'appoggio, chiedere al PD e agli altri alleati di cambiare cavallo in corsa, correre con un proprio candidato, non presentarsi e lasciare libertà di voto. E da tutte e 4 le opzioni sarà il Movimento 5 Stelle a rimetterci. Con la prima parte, la parte più idealista della base, con la 1, con la scelta numero 1, quindi rifammi vedere la 1, sarebbe mantenergli l'appoggio. La parte più idealista della base li rinfaccerebbe di ignorare la questione morale quando riguarda gli amici, questione morale che la Schlein chiaramente si è dimenticata, fa notare qualche altro giornale, cioè di essere come gli altri, e non andrebbe a votare. Con la scelta numero 2, chiedere al PD e agli altri alleati di cambiare cavallo in corsa, i 5 Stelle partirebbero con una caccia al nome nuovo e vincente destinata a fallire, perché manca il tempo, quello che il PD ha perso a fare lo struzzo, minimizzando lo scandalo e garantendo agli alleati che si sarebbe sgonfiato, anziché valutarlo nel merito con i probi viri, ove mai esistessero e fossero già probi, sia probi che viri. Con la scelta numero 3, cioè correre con un proprio alleato, i 5 Stelle farebbero perdere Ricci, raccoglierebbero pochi voti col proprio candidato di bandiera, verrebbe pure accusato i 5 Stelle di aver fatto vincere il meloniano Acquaroli, che comunque vincerà, dico io, in una regione cruciale per la Premier. Con la scelta numero 4, la scelta 4 è non presentarsi e lasciare libertà di voto, vai, e i 5 Stelle rinuncerebbero alla propria rappresentanza in Consiglio regionale, cioè a fare opposizione. Qua mi fermo, ragazzi, perché sono già stanco. L'editoriale di Marco Travaglio, compratevi il Fatto Quotidiano, 2 euro. Che ladri! Ah no, i ladri siamo noi, non ricevono sovvenzioni, nessuno gli dà soldi al Fatto Quotidiano. Compratevelo e leggete l'editoriale di Marco Travaglio, sempre interessante, io ci scherzo, ma ci mancherebbe. È ora di rimediare, ragazzi, sono stato sinistrorso, non cambiate la parola, sinistrorso, e adesso mi merito giustamente, ve lo meritate voi, il quotidiano La Verità.
Eccola qua, la verità di quest'oggi. Intanto la Cassazione condanna il sistema Milano. Sentenza chiave conferma il no alle scorciatoie urbanistiche. La Corte di Cassazione ha ribadito ieri che non possono essere realizzati edifici con volumi e altezze superiori a 25 metri se non previa approvazione di apposito piano particolareggiato e lottizzazione convenzionata. Non basta la scia, hai capito? Così. L'ex assessore confessa i guai del rito ambrosiano, editoriale di Maurizio Belpietro. Ci chiedevano di pagare in nero tutta la verità sulle cene di Ricci, quelle proprio, come diceva quell'alter, a base di Ricci. La rivelazione dei fornitori degli eventi targati PD. Parla il titolare di un catering che ha impiattato, si dice impiattato, Varini, i banchetti elettorali del candidato Dem nelle Marche. Un'azienda pubblica avrebbe dovuto coprire parte della spesa e ci proposero pure soldi sotto banco, signori. Si mette male per Matteo Ricci. Oh. In centropagina sulla Verità, naturalmente, la foto della Meloni, la nostra eroe del giorno, del mese, dell'anno, per sempre. I love you, Meloni. Il Time incorona la Meloni. Dove sta portando l'Europa? Poco chiaro, questa di dove sta portando l'Europa. In che senso? Beh, ne riparliamo. Zelensky si rimangia tutto. La legge sulla giustizia era troppo persino per lui. C'è casino, dalle parti di Zelensky non lo fanno mica vedere. La norma con cui chiudeva il pool che indagava sul suo governo costringe il presidente alla retromarcia. L'Unione Europea ipocrita applaude. Torneremo anche su questo. La Verità fa notare in prima pagina con Carlo Tarallo l'ANM che si butta sull'archeologia. Nordio nel 94 era contrario alle carriere separate, polemica incredibile, addita così il quotidiano La Verità. E ancora, ecco perché l'OMS non voleva che parlassi, chiaramente solo sul quotidiano La Verità, l'unico giornale che ci fa bloccare su YouTube quando leggo i suoi titoli. Ranieri Guerra, domani ospite di TV Verità dopo l'audizione in commissione Covid. Una personalità piuttosto nota ai lettori della Verità, e anche noi lo sentiamo ogni tanto, è stato direttore generale dell'ufficio di prevenzione del Ministero della Salute e se volete saperne di più c'è Francesco Borgonovo oggi sul quotidiano La Verità. La strana linea di Ellis Lane, migranti si può spendere ma solo se restano qua. Eccola qua, l'altra polemica lanciata dalla sinistra dicendo che spendiamo troppo per i centri in Albania ma loro spendevano di più. E allora vai, la gara a chi più spende per voi immigrati. Ne torniamo a parlare tra poco. Adesso c'è la nuova canzone della pianista Fiamma Velo.
Beh, musica per riposare le nostre orecchie, le nostre stanche membra, soprattutto per voi che ci seguite in versione vacanziera, dal mare, dalla montagna, dal lago, da casa, senza fare assolutamente nulla, sdraiati sul vostro divanetto, ascoltando la rassegna stampa di Radio Libertà. Fiamma Velo, uscita proprio oggi con questo nuovo estratto in due versioni, c'è la versione piano solo oppure quella con archi, flauto e percussioni. Si intitola Il Bote, la nuova canzone, la nuova composizione di Fiamma Velo. Che cos'è il Bote? È una delle 48 costellazioni elencate da Tolomeo, a forma di aquilone ed è dominante, caratteristica nei cieli di questi mesi. C'è un vuoto in quella regione? Se lo chiedono gli astronomi, un vuoto cosmico? Bella domanda. E la musica di Fiamma Velo ce lo fa immaginare. È chiaro che trovate da quest'oggi su YouTube e su tutti gli store digitali la nuova composizione Il Bote, con 2 O, Fiamma Velo. 4 minuti dopo le 8 del mattino, anche oggi c'è Sammy Varin. Ma attenzione, da lunedì cominceremo la rassegna stampa alle 8:30, c'è la versione estiva, faremo dalle 8:30 alle 10:30, poi arriverà Antonino Danna con la sua trasmissione estiva fino alle 12:30, insomma, bei cambiamenti per farvi dormire un po' di più, che sappiamo che vi piace, ma soprattutto per continuare a fare la nostra e anche vostra controinformazione. WhatsApp al 3406709659, vediamo che cosa hanno da dire i nostri ascoltatori sul cursore. Simone, vediamo cosa dice questo. Semi, buongiorno, sono Albino, come va? Tutto Buona. a posto? Qui da noi è perfetto, San Giorgio Canavese, sono esattamente le 7:35, la temperatura 16 gradi, si sta da Dio, si sta veramente veramente bene. È nuvoloso, leggera, ma forse nemmeno pioggerellina, ma proprio a sprazzi. Però la temperatura è l'ideale, ho spalancato casa, tutto quanto aperto, aria fresca, aria fresca. Bello. Ok, ciao, buona giornata e buon proseguimento con la trasmissione. Grazie per le previsioni del tempo. Chiaramente siamo qui sempre a fare gli scongiuri che non succedano casini, ma ve l'ho detto, oggi c'è un tempo a sorpresa sul nord e quindi temporali sparsi e piove per 55 secondi, poi smette, viene il sole, fate attenzione, soprattutto voi in macchina, mentre chi mi parla, chi mi ascolta e mi vuole anche parlare, volendo parlatemi, guardate la radio e mi parlate, dal sud è lì da voi si sta ancora bene, c'è un bel caldone, ci saranno anche 40-45 gradi in questa sabato, ma poi da domenica farà freschetto, si starà un po' meglio anche al sud. Buongiorno, non date retta a chi non piacciono i miagolì, è un'apertura diversa per una rassegna stampa e noi siamo diversi, è vero, è un'apertura diversa, Pina, per una rassegna stampa diversa, noi siamo diversi, viva le diversità, ma non rompete i coglioni. Potremmo metterla, liquidiamo così tutta la faccenda gender e io sono diverso, io ho le mestruazioni, sai che adesso è normale che anche gli uomini abbiano le mestruazioni e che possano allattare, va bene, allattate pure, ma non rompiamo le balle al prossimo. Sì, sto leggendo i vostri WhatsApp, grazie a chi mi fa i complimenti. Buongiorno Sammy, sei grande, questo non si firma perché giustamente si vergogna di questa affermazione. Lorenzo, Sammy, se sui giornali il 25 luglio ci fosse un titolo come Fa freddo a Milano, quello che vi dicevo prima in apertura, la testata verrebbe immediatamente accusata di negazionismo del cambiamento climatico, è vero, arriverebbero subito le guardie
della Schlein, della Merkel, di tutti in Europa, cioè arriva le guardie e ti chiudono, no? A prescindere, vero? Però sarebbe un bel titolo, oggi fa freddo a Milano. No, nessuno osa scrivere una roba del genere. Bravi ascoltatori, scrivete i vostri messaggi, le vostre opinioni al 3406709 io pian piano ve le leggo, ma avevo preso in mano il quotidiano La Verità. E dal quotidiano La Verità, lo sapete, io cerco di tirar fuori le notizie che non sentirete facilmente sugli altri canali, quindi questa rassegna stampa è oro puro, oro vero, ragazzi. Quello che sentite qui non lo sentite là, non lo sentite su, non lo sentite giù. Ok, vado a pagina 6 del quotidiano La Verità. Migranti, Starmer si prepara agli scontri. Attenzione, questo fa il paio con ciò che scriveva ieri Repubblica, che rabbrividisco all'idea. Se lo scrive Repubblica dicendo che in Francia si fa il coprifuoco per i minorenni perché succedono casini, si picchiano, si violentano, rompono, distruggono, hanno messo il coprifuoco per i minorenni in Francia. Bene, e lo ha scritto Repubblica e non lo scrive nessun altro oggi. Dice, ma come? Ma che fine ha fatto quella notizia? Ma era vera? Era falsa? Se qualcuno mi sente cicu dal sud della Francia, mi fate sapere qualche cosa? Grazie. Pagina 6 della Verità, ci occupiamo dell'Inghilterra. Migranti, Starmer si prepara agli scontri. No, non ci sono i Luna Park. Scoppia la rivolta a Epping, nell'Essex, dove un clandestino ha violentato una 14enne. Gli abitanti protestano davanti all'hotel convertito in centro di accoglienza. Arrivano tardi, Da noi era una moda, veramente, ma ce n'è ancora parecchi, che fanno sta cosa. E la polizia scorta i manifestanti che difendono l'immigrazione. Signori, la scorsa estate un ruandese aveva coltellato 3 bambine, me lo ricordo. I timori di Farage, disobbedienza civile su vasta scala in tutto il regno. Un articolone, bella tosta questa cosa, sul quotidiano La Verità, solo sulla Verità, pagina 6. Giro pagina, perché giustamente questa rassegna è oro colato e io vi devo dare il meglio, e allora vado a pagina 13 del quotidiano La Verità. Oh, allora, smetti di... mi fa gli scherzi, il regista... Fammi finire la frase. La manifattura, grazie, darà l'assalto a Bruxelles. Oggi La Verità intervista l'assessore lombardo allo sviluppo economico, il leghista Guido Guidesi. Guidesi denuncia la crisi di molte aziende alle prese con le norme capestro dell'Unione Europea, cioè capisci? Già ci sono i dazi, adesso saranno al 15%, ma sono dazi amari. Stacciamo di infinite cose sull'acciaio, tutti fanno firulì, firulà, non guardiamo che succede se fossero al 50%. Rischiamo un continente green ma desertificato, dice Guido Guidesi oggi sulla Verità. Senza cambiamenti porteremo in piazza i lavoratori, non solo quelli dell'auto. Già, proprio nell'automotive il 40% del costo finale di un mezzo europeo deriva da burocrazia e adempimenti. Mica dai dazi, ragazzi, da burocrazia e adempimenti, cioè questa Europa ci sta stritolando lentamente da anni e i dazi sono l'ultima menata finale. Poi nel campo dell'agricoltura avete sentito la PAC, no? Cioè, già il termine, la cacofonia del termine PAC, e vuole far fuori l'agricoltura al posto che aiutarla, e per fortuna ieri il Consiglio dei Ministri ha stanziato 1 miliardo per l'agricoltura. Torneremo a parlarne. Quando le proteste arrivarono dagli agricoltori, la Commissione sbloccò 500 milioni, racconta ancora Guido Guidesi. Leggetevi questa intervista. Chiaro che è da comprare oggi il quotidiano La Verità solo per questa intervista. Qui riguarda la Lombardia, che praticamente sta trainando tutta l'Italia e che ne ha un po' piene le scatole di trainare tutta l'Italia.
riguarda praticamente anche gran parte dell'Europa, ma soprattutto il nostro paese, perché è quello ancora una volta più penalizzato. Giro certamente tra i quotidiani oggi in edicola c'è certamente il quotidiano Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, che ci butta giù di morale raccontando che i negoziati sono alla deriva. Mentre Gaza resta nell'incubo, Israele e Stati Uniti ritirano i delegati dal tavolo ufficiale di Doha ed è giallo sul presunto incontro in Costa Smeralda sul maxi yacht di Al-Thani. Sì, non si capisce bene, non è ben non si è capito. E cresce la sfiducia tra i militari di Tel Aviv. Oltre la metà dei riservisti si chiama fuori, aumentano i suicidi. Insomma, qualcuno ne ha piene le scatole e non soltanto sulla striscia di Gaza. Schiavitù, emergenza minori, nel mondo sono 12 milioni, altro titolo diverso oggi sul quotidiano di ispirazione cattolica. Viaggi nel Mediterraneo troppo pericolosi, crollano le richieste d'asilo in Unione Europea. Solo da noi, li accogliamo, certo, siamo buoni, siamo gentili, siamo quelli che accogliamo di più, che diamo più permessi di soggiorno, eccetera, e finirà anche questa cosa. Vado sul Corriere, anche il Corriere, ragazzi, un'allegria interminabile. Gaza, la tregua si allontana. Israele via da Doha, Witkoff lascia i colloqui in Sardegna, colpa di Hamas. Kiev cambia la legge anticorruzione. Macron, riconosceremo la Palestina, l'ira di Netanyahu così premia il terrore. Andrea Nicastro, il suo articolo nella striscia manca il cibo anche alle ONG. Sempre sul quotidiano Il Corriere si torna a parlare di dazi perché si tratta sul 15% e sulle esenzioni per i singoli settori. C'è ancora speranza. Il tycoon dice che con l'Unione Europea stiamo andando bene. Riforma, la riforma della giustizia naturalmente, alta tensione tra Nordio e le toghe, il doppio attacco di ANM e CSM, signori, mai così arrabbiati, perché gli togliamo veramente il potere, facendo il sorteggio, non possono avere un culo tale che sorteggiano tutti quelli di sinistra, signore. Ma guarda, cioè, non lo so, potrebbero anche essere capaci, nel senso che sono fortunati, intendevo dire. Giro pagina, la notizia certo che non vi aspettate, no, questa ce l'aspettiamo e come, che parla la difesa di Ricci, il candidato di sinistra nelle Marche, e la difesa dice sono estraneo, il Movimento 5 Stelle capisca, si vada avanti, l'inchiesta sul candidato PD nelle Marche, l'ex collaboratore Santini avrebbe dirottato 100.000 euro e insomma andiamo avanti, ma la notizia che interessa a me e che interessa anche voi che votate Forza Italia, non stavo dicendo PD, Forza Italia, ne parla il Corriere in sola mezza pagina, ma altri quotidiani ci mettono un paginone intero. Forza Italia imita la Lega in questo, ma lo dico solo io. Cambio dentro Forza Italia, più spazio alla base, l'appoggio dei Berlusconi. Cosa vuol dire? Che saranno i territori a scegliere i coordinatori, cioè i coordinatori regionali non saranno più scelti direttamente dal leader, come era fatto finora, sembra incredibile, ma verranno eletti dalla base. Un nuovo statuto per coinvolgere sempre più i nostri elettori e i soci del movimento per ampliare quanto più possibile il processo democratico di apertura della base di Forza Italia, già iniziato con i congressi provinciali, comunali di circoscrizione. Questo è il punto chiave della lettera che il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha inviato ai consiglieri nazionali alla vigilia della riunione di oggi. La novità gode del pieno appoggio della famiglia Berlusconi, che lo giudica un significativo cambio di passo nelle dinamiche interni e da tempo si era detto favorevole a una linea più partecipativa. Se vi interessa, arriva un po' tardi Forza Italia, forse è una roba che dovrebbe essere normale. Quest'oggi
sul quotidiano Il Corriere, a pagina 16, solo mezza pagina, anzi, perché 3/4 sono per Ricci. Non c'entra niente, io posso infilare dentro quello che ho in rassegna stampa, questo non c'entra niente, sono arrivato a pagina 29 del Corriere e in tutto questo magna magna, in tutte queste notizie bruttissime, in tutto questo girare notizie sui social, su Instagram, non vi fermate un attimo, non capite più niente, non capiamo più cosa c'è di vero e cosa c'è di finto, nella pagina delle lettere, e siamo proprio in fondo a pagina 29, il Corriere pubblica una dichiarazione d'amore. Io ve la voglio leggere perché esistono ancora le dichiarazioni d'amore. Io sono un po' preoccupato, devo dire, per i miei figli, lo sapete, ho 2 figli, Tabata ed Elia, che ormai hanno 14 anni. Perché tu dici, ma meglio che non parlino d'amore? Ma no, non c'è mica fretta. Chiaro che Sammy Varin a 14 anni era già un playboy. Ma per favore, però almeno avvicinarsi all'affetto, all'amore, e invece sembrano attratti dai social freddamente. Bene, c'è una bellissima dichiarazione d'amore oggi sul Corriere di Paola Oli da Perugia, che si sta per sposare. La notizia è che si sta per sposare con un uomo. Ecco, già, perché se fosse con un'altra donna non ve l'avrei letta, perché l'omofobo Sammy Varin chiaramente non è vero, ve l'avrei letta lo stesso. Pubblichiamo questa lettera, aspetta che controllo bene, mica che ho capito male. Questa lettera è una dichiarazione d'amore della nostra lettrice nel giorno del suo matrimonio, dedicata al suo grande amore Gianni, che non si percepisce donna ma è un uomo, ok? No, lo dico perché con il femminicidio il PD ha votato all'unanimità solo perché hanno inserito la clausola che vale anche per chi si percepisce donna. Come cacchio facciano a saperlo? Perché pace all'anima sua, se è stato o ha ucciso, come facciamo a sapere se si percepiva donna? Chiusa la parentesi. Scelgo te. Mi trovate una base un po', mi metti Sun for Guy di Elton John, me lo sai cercare su YouTube? Mi piace. Allora, Simone 2 gli è venuto un ictus, Simone 1 un ictus, Simone 2 gli sta venendo la cagherella. Attenzione, chiedere queste cose ai registi alle 8:20 del mattino, sono al telefono con i sindacati, oh cacchio. Dai, su Song for Gui, che non sono i gay, ma sono Gui, ho sempre pensato che suona per i gay, poi ho capito che era gay pure lui. Se mi metti Sun for Guy in sottofondo, io leggerò questa dichiarazione d'amore, perché esistono ancora le dichiarazioni d'amore ed è bellissimo il fatto che qualcuno abbia ancora coraggio di farla. Stai chiamando Elton John a quest'ora, non puoi telefonare a Elton John a quest'ora. No, non risponde a Radio Libertà, ma per favore. Scelgo te, io comincio a leggere, poi tra poco inizia a suonare Elton John, ma non è semplice perché lo stiamo svegliando. Scelgo te, da oltre 11 anni sei tu la mia scelta quotidiana. Tra tutti gli altri sguardi voglio il tuo, tra altri possibili baci e abbracci desidero solo te. Fammi sentire questo pezzo incredibile, ragazzi. Io l'ho fatto ascoltare per la prima volta a mio figlio Elia l'altro giorno. Sai che di sotto in taverna ha un impianto stereo con casse comprate, stavo dicendo rubate ad amici, anche ne ha non so quante, che collega tutte in serie, e io mi chiedo ogni giorno da chi abbia imparato tutta questa voglia di schiacciare bottoni, collegare fili, ma chi lo sa. Da oltre 11 anni sei tu la mia scelta quotidiana. Tra tutti gli altri sguardi voglio il tuo. Tra altri possibili baci e abbracci desidero solo te. Le nostre anime ci hanno messo un bel po' ad incontrarsi, ma sa, ci vuole tempo, pazienza per le cose speciali, si sa, e tu lo sei. Se penso a tutto quello che l'Italia mi ha offerto da quel volo Rio-Roma di 23 anni fa, sei tu la mia conquista più grande, il regalo più prezioso mai avuto.
Per raggiungere ciò che siamo c'è voluto tempo e tanto amore tra le righe, sopra le righe e ogni nostro gesto verso l'altro. Oggi ci sposiamo. Una scelta matura, consapevole, voluta. Queste parole sono una dichiarazione d'amore per te, mio dolce Gianni, ma anche un manifesto di speranza e di ispirazione per tutti coloro che credono ancora nell'amore. Tratto dal libro di Roth le più belle parole che io abbia mai letto, direttamente dal mio al tuo cuore. Non insistere perché ti abbandoni o che torni indietro senza di te. Dove andrai tu, andrò anch'io. Dove ti fermerai, mi fermerò. Dove morirai, morirò anche io. Che Dio mi punisca come vuole, se altra cosa che la morte mi separerà da te. Paola Oli da Perugia, brava Paola, ci dà speranza, ci dà voglia, insomma, di proseguire nonostante le avversità del giorno, nonostante il Partito Democratico, nonostante tutte le cose brutte, le malattie, le infermità che ci assalgono, l'amore presente, ma anche l'amore passato, per chi non è più giovanissimo, è bello comunque circondarsi di ricordi, pensare al passato, a quante ne abbiamo combinate anche, perché no? Ed è un bel passatempino, perdonatemi, io mentre faccio la rassegna stampa penso a tutte le fidanzate che avevo quando avevo l'età dei miei figli, ma guarda un po' sto Sammy Varin. Dai, vi ho menato via per qualche minuto, sono contento, potete chiaramente anche scrivermi i vostri pensieri, se ancora si usano le dichiarazioni d'amore, a volte basta una mezza frase, un whatsappino è un po' diverso dal solito, alla vostra moglie, al vostro marito, alla vostra nuova fidanzata, è bellissimo ricordare che tu lo stai pensando o la stai pensando. Chiaro che molto spesso poi io penso, cacchio, c'ho combinato stavolta, cosa ho lasciato a casa che non va bene? Va bene, dai, il Giornale, signori, il quotidiano Il Giornale mette in prima pagina la sorpresa del Time. Meloni guida dell'Europa, ma di spalla da Milano a Pesaro le amnesie del PD, i condannati grillini dicono la sinistra è in tilt. I Dem cercano un diversivo contro le inchieste. L'avete capito, è la storia che costano tanto i centri in Albania. Il Movimento 5 Stelle scorda i suoi indagati. Sì, il PD cala la carta della disperazione, attaccare il governo Meloni sui centri in Albania per spostare l'attenzione dalle inchieste che travolgono da Milano a Pesaro il partito. E anche a Torino non è che ci sia un'aria buona, e a Bologna, insomma, non avranno fatto come a Milano, aggiungo io. Quanto ai 5 Stelle, si smarcano e aspettano le carte dell'indagine su Matteo Ricci, candidato sul campo largo alla Regione Marche. Sono gli stessi grillini che fanno la morale a compagni di strada e avversari, ma dimenticano i loro indagati. I dazi, intesa sul filo, ora si aspetta Trump anti-Putin. Cosa c'è dietro? L'editoriale è di Mike Pompeo, oggi sul Giornale, ex segretario di Stato USA, e di spalla, in piccolino per non attirare troppo l'attenzione, però Macron shock. Riconosceremo la Palestina. Scontro Francia-Israele, presidente Macron ha annunciato che a settembre la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina, replica di Netanyahu, e un aiuto ai terroristi. Chiaramente chiedo a voi, che siete i veri editorialisti di questa radio, cosa c'è dietro? Me lo dite? Giro pagina, signori, siamo sul quotidiano Il Giornale, come vi dicevo a pagina 2, accuse ai CPR albanesi, ecco il diversivo dei Dem sotto inchiesta, un coro di dichiarazioni partito dal Nazareno per distrarre dai dossier di Mezza Italia. Schlein non ha una linea, non può reagire perché perderebbe l'appoggio delle toghe e non può rompere coi 5 Stelle perché rischierebbe l'ecatombe alle regionali, signori. Sì, è in una brutta posizione la Schlein e soprattutto non riusciamo a immaginarla come futuro leader quando sarà ora di cambiare premier, nel senso che la legislatura si concluderà. Che a sinistra chi ci mettono?
quello dei profumi, dici tu, profumi e balocchi, ci sono dei disturbi in antenna oggi, che cavolo di radio mi avete messo dentro? Dall'agroalimentare ad auto e macchinari, per il Made in Italy rischio da 23 miliardi, con l'aliquota al 15%, eviteremmo danni peggiori, ma si può penalizzare alla grande i nostri settori strategici. Altra brutta notizia, la BCE congela i tassi e Lagarde esclude nuovi tagli automatici. Proprio gentile e carina. Vado sul tempo? No, sono le 8:28, ragazzi, il tempo lo teniamo per tempo, e vado sul quotidiano Repubblica, che oltre a dire sì allo Stato palestinese, e lo mette proprio in grande in prima pagina, a pagina 3, a pagina 2, scusate, c'ha proprio un articolone: Parigi riconoscerà la Palestina, annuncio storico di Macron, Netanyahu premio al terrorismo, la sfida della Francia, primo paese del G7 a riconoscere una roba del genere, Witkoff, Hamas fa fallire i negoziati in Qatar, l'inviato di Trump in Costa Smeralda incontra i mediatori di Doha e degli Emirati, scommessa diplomatica ad alto rischio, scrive Repubblica da parte dell'Eliseo, il gesto è destinato ad avere conseguenze nei rapporti con gli alleati occidentali. Repubblica parla in questo paginone anche di questi colloqui in Sardegna, i colloqui segreti su uno yacht a Golfo Aranci, la misteriosa missione dell'emissario americano, non è chiaro se ci sarà anche un rappresentante dello Stato ebraico, e non vorremmo che fossero lì soltanto a fare il bagno, questo lo aggiungo io, ma viene anche questo dubbio. Il Medio Oriente, certo, con un'altra pagina di tristezza, vedo mio figlio morire, la disperazione di Hidaya nella città senza cibo, naturalmente la striscia di Gaza con una foto terribile, cioè sembra di vedere veramente i bambini dell'Africa. Tu dici guarda che in Africa così è normale, sì, però in questo modo c'è qualcuno proprio che vuole che siano così questi bambini. Tu dici perché in Africa no? E statene un po' zitto. A&M, schiaffo a Nordio, signore, pagina 6, eccola qua la verità, perché Nordio nel 94 era contrario alle carriere separate. Paginone di polemica, ragazzi, dovete comprarvelo oggi Repubblica. Casson, l'intervista a Casson, signori, abbiamo fatto la stessa carriera, prima è stato giudice, poi è diventato pubblico ministero, se l'è scordato, e sulla vicenda Al-Masri Casson ha raccontato un sacco di balle, però, insomma, che cosa ha mangiato ieri sera? Racconta falsità e dimentica la sua storia, signori. Un altro big ex magistrato, Felice Cassoni, intervistato a pagina 7 del quotidiano La Repubblica. Tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Si avvicina al nostro paese il ciclone Circe, responsabile di un peggioramento del tempo. Nella prima parte della giornata, situazione un po' instabile, soprattutto al nord e sulla Toscana, nonché sulle zone interne del centro. Tutti i settori dove saranno possibili precipitazioni a carattere sparso, in genere temporalesche. Sempre cieli sereni invece al sud. Nel pomeriggio ulteriore aumento della nuvolosità al centro-nord, con rovesci irregolari ma frequenti, qualche nube in più in arrivo anche al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Rieccoci qua cari amici e cari amiche di Radio Libertà. Allora io manca poco, poi chiudiamo, voi potete fare le vostre prenotazioni per quanto riguarda l'olio, l'ACC2, quello per i dolori, il collagene, ma c'è un ma. I ma sono molto importanti.
io sto parlando molto in questi giorni perché abbiamo raccolto la bava fresca, quindi il prodotto è meraviglioso, di GastroFree. GastroFree è una soluzione naturale per coloro che soffrono di reflusso gastroesofageo, per coloro che soffrono di reflusso, per coloro che hanno l'acidità di stomaco. Brutta cosa l'acidità di stomaco. Quando c'è il bruciore di stomaco, quando vai a mangiare qualcosa, vai a casa, ti svegli di notte e ti sembra di avere il fuoco nell'esofago. In quel caso lì, prendi un bicchiere d'acqua, metti dentro un cucchiaio da minestra, non un cucchiaio da caffè di GastroFree e prendilo. O prendilo così, senza acqua. Provalo e tu spegnerai l'incendio. Se poi tu vuoi fare una cosa secondo me intelligente tutti i giorni, prendere un mezzo bicchiere d'acqua, un cucchiaio di GastroFree, ti aiuta a creare alla barriera dell'esofago, dello stomaco, un film, una protezione bioattiva che blocca l'attacco dell'acidità. Guardate, io mi rendo conto, forse perché di questo ne ho sofferto un pochettino, ne soffro ancora, però ho smesso di prendere tante medicine. Va bene, quando mi arriva la condizione magari chiaramente non puoi far senza prendere medicine, però per me la cosa per me è fantastica, per me che ne ho sofferto. Se prima prendevo 10 bustine oggi ne prendo 5 al mese ed è tanta roba. Quindi ascoltatemi: reflusso gastroesofageo, pancia gonfia, bruciore di stomaco, iperacidità, fatica a digerire, provate la strada della natura. A Brescia la chiamano la Caedagno, cioè la stradina. È un po' più lunga, deve essere una bella abitudine. Prendetelo, chiamate per le informazioni. Adesso vengo l'offerta, però poi dopo non so se la farò ancora. Le prime 20 telefonate allo 030 68 44 08, 3 flacconi di GastroFree, scadenza un paio d'anni, 59 euro. Grazie, buona estate a voi e alle vostre famiglie. Migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Quando ritorni da me, c'è dentro il cuore una festa ed io spiegartelo no, non saprei, so che c'è. Prendi la mia mano e vola su, sopra le case, oltre le nuvole, sei già. Mai, mai, mai tornerei io da quassù e tu, strada del cielo, sorridi e la notte è proprio notte senza luce per noi di questo mondo che va piano, tu segui nell'onda di questa vita che va e va. Trovami un senso, trovaci un senso, prendi la mia mano e vola su, sopra le case,
mai, mai, mai tornerei io da lassù. E tu, strada del cielo, sorridimi, che la notte è solo notte senza luce per noi. Sì, oh sì, oh sì, tornerei da quassù come un vento senza senso, senza. Sì, oh sì, oh sì, tornerei da quassù. Sì, oh sì, oh sì, tornerei da quassù. Con te. Oggi sono molto evocativo, signori, anche perché abbiamo visto anche dal punto di vista meteorologico c'è un'Italia spaccata in due, qui al nord. A Milano c'è il sole in questo momento, tanto per dirvi, però ci sono zone in cui ci sono nuvole nerissime, in cui piove a dirotto, dir 9, dir 10, mentre al sud 40, 42, 45 gradi. Bene, ci sta bene questa canzone e questo pezzo Volo di notte di Federico Pacciotti. Pensate, sono passati 23 anni da quando la coppia di autori Francesco Sartori e Lucio 48 scrisse il brano Con te partirò, quello che lanciò a livello internazionale un certo Andrea Bocelli. Bene, questa Volo di notte è scritta ancora da queste due persone. Eh sì, con Francesco Sartori e Lucio 48 ritorna a vivere la musica importante e questa canzone è stata portata avanti da Federico Pacciotti, a lui è stata affidata. E il Pacciotti, che non conosce nessuno, pensate che arriva dai Gazosa. Qualcuno li ricorda? Qualcuno sì. Nel pop rock dei Gazosa adesso una nuova avventura, un album in arrivo, crossover tra opera e pop rock, se vi piace il genere, ma soprattutto merita questo pezzo di essere riascoltato. Volo di notte, Federico Pacciotti. Con il buongiorno rinnovato, 8:41, Sammy Varin, tra poco ci colleghiamo con il Parlamento per parlare di giustizia. I talebani del clima e del green hanno il letame nel cervello, poveri mentecatti, scrive qualcuno, ma lo sapete, io sono sempre che la verità sta nel mezzo. Inerente alle varie inchieste sui dirigenti di sinistra che stanno uscendo in questi giorni, non sarà che certe toghe rosse li stiano spaventando sul fatto che questo governo sta votando sulle separazioni delle carriere, che sia un avviso a come si vota? Clara da Sondrio, interessante. Poi c'è anche un audio sul cursore, sentiamo che cosa dice. Ciao Piero da Riccione, buona giornata a tutti, buon weekend, se il tempo ce lo permette, ma volevo dire Macron vuole riconoscere la Palestina, fa questi gesti semplicemente perché sa che perderà le elezioni e cerca di recuperare dei voti dai tanti arabi che sono in Francia, ma moltissimi di questi ormai sono perfettamente integrati e non credono assolutamente a un pagliaccio del genere. Grazie, grazie, grazie. Queste sono le vostre voci. Sammy, ma vuoi lavorare? Lascia perdere l'altro sesso, caro Enzo. Tu ormai sei passato a miglior vita, non so da che parte propendi, ma
Scherzo. Credo che Hamas trucchi tutte le foto. La loro guerra contro Israele è totale e con ogni mezzo. Queste sono soltanto ancora un po' le vostre voci. Anche Luigi, insomma, mi invita a stare dritto e retto, nel senso di rettitudine sulla rassegna stampa e non cambiare argomento. Mamma, come siete bacchettoni! E allora faccio finta di niente e ritorno sui quotidiani e ritorno su Repubblica, perché uno ci rimane, ma Repubblica che parla di Forza Italia è una cosa strana. Cioè, Forza Italia è così tanto amica del PD, ha delle idee così simili al PD, comunque a una certa sinistra, da meritare così tanto spazio su Repubblica. Forza Italia si cambia, gli iscritti eleggeranno i coordinatori regionali, la svolta all'insegna del rinnovamento suggerita a Tajani dai fratelli Pier Silvio e Marina Berlusconi. Fanno i suggeritori, signori. E poi il caso di Giovanna Vitale, stipendi, si torni alla scala mobile. Questa volta l'appello è di AVS contro il caro vita. Mi pare di averla già sentita questa cosa della scala mobile, ma se lo dice la sinistra è giusto. Agganciare le retribuzioni all'inflazione e la battaglia di Fratoianni e Bonelli. In 5 anni perso l'11,5% del potere d'acquisto reale. Coraggiosamente ne parla oggi il quotidiano Repubblica a pagina 12. Mollo la Repubblica, non vado sulla Stampa, anche se oggi è ricchissima di argomenti, tu dici ma allora ti paga davvero, e vado sul Libero. Inseguiti dai PM, lo scaricabarile PD. Vedete che è una tiritera che forse c'hanno anche ragione i nostri ascoltatori. L'indagato Ricci incolpa i suoi. Elli tace e lo lascia solo. A Milano i giudici bloccano i cantieri. Sala vuole un finanziere in giunta per lavarsene le mani. Inseguiti dai PM, lo scaricabarile PD. Il titolo di Libero. Disse no alla separazione delle carriere, poi cambiò idea. 30 anni fa era d'accordo con noi. Le ridicole accuse della sinistra. A Nordio rincara la dose il quotidiano Libero. Ma a proposito di giustizia, ci colleghiamo col Parlamento. Qui Parlamento. Ed è un piacere avere con noi l'onorevole della Lega Jacopo Morrone. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. E siamo proprio sulla notizia, siamo sui giornali di oggi, le polemiche che sta facendo la sinistra e una certa magistratura, che ci viene in mente possa essere di sinistra, ma chiaramente sbagliamo, su questa riforma della giustizia. Oggi tirano in ballo Nordio, che nel 94 la pensava diversamente, nella vita non si può assolutamente cambiare idea, ma che cosa è successo di così grave per provocare una vera e propria rivoluzione? Questi non ce la perdonano all'interno dell'opposizione. Separazione delle carriere approvata al Senato, piano carceri approvato dal Consiglio dei Ministri. Qual è la grande rivoluzione positiva che sta proponendo questo governo? Morrone. Innanzitutto la riforma della giustizia, che sembrava qualcosa di intoccabile. Poi per quanto riguarda le polemiche, penso siano polemiche sterili, penso ci sia un'evoluzione. Non ricordano il caso Palamara, mi viene da dire, nel senso che dove si vedeva benissimo che la meritocrazia era messa sotto i piedi e per ricoprire certe procure era necessario appartenere a una certa corrente. Quindi io penso che ci si possa non tanto cambiare idea quanto si possa fare scelte differenti a secondo di quello che è l'evoluzione poi che c'è col tempo, nel senso di cose accadute che in passato neanche sarebbero mai pensate. Come giusto che sia, io penso e spero che poi sia così, che a ricoprire ruoli dirigenziali, apicali all'interno delle procure siano i migliori magistrati, più capaci. Poi poco importa il loro credo politico, la propria appartenenza, il proprio sesso, questo non c'entra nulla. È accaduto con il coperchio aperto da Palamara,
che probabilmente alcune correnti più forti di altre riuscivano a inserire i loro uomini, le loro donne all'interno di determinate procure, e probabilmente quelle stesse persone indicate non erano le migliori, ma erano quelle che appartenevano a una corrente. Quindi questo noi vogliamo che accada più, e questo governo è il primo governo dopo tanti anni che farà una vera riforma della giustizia. Io lo dico con chiarezza, sono andato a diversi dibattiti, diversi incontri. Questa riforma si porterà a termine, quindi favorevole alla separazione delle carriere, favorevole ai 2 CSM, favorevole al sorteggio e favorevole all'Alta Corte di Giustizia. Non è semplice sicuramente, e non è scontato, nel senso che comunque in passato probabilmente anche da parte della politica sono fatti annunci e poi non si è certo nulla di fatto, perché poi sappiamo come sono i lavori parlamentari, gli ostacoli, gli equilibri, i partiti, la maggioranza, l'opposizione. Però questo è un governo che ha le idee chiare, penso che in tema di giustizia non si possa sbagliare, quindi la riforma di giustizia va fatta, e questo penso sia rispettare il mandato che ci hanno dato gli elettori, rispettare il patto con gli elettori. È un qualcosa che in politica forse da tanti anni non si sentiva così, e invece stavolta pensiamo di riuscire a farlo. Vero, vero, vero. E chiaramente poi, cari ascoltatori, sarete chiamati a confermare questa cosa, perché quasi sicuramente si dovrà votare questo vero e proprio cambiamento all'interno delle regole, quelle importanti che riguardano purtroppo la nostra vita quotidiana, perché capita durante la nostra esistenza di avere quasi sempre problemi con la giustizia. Speriamo di no, ma quando capita ci sarà il referendum confermativo, molto probabilmente, che per fortuna non ha quorum, quindi si può andare anche in pochi a votare? No, perché sapete bene che andare in pochi significa che ci vanno soltanto quelli di sinistra. Non facciamo scherzi, bisogna semplicemente andare a votare sì oppure no, e bisogna votare questa riforma. Chi avrà la maggioranza vincerà. Meno polemica, forse perché quasi quasi la sinistra è contenta, riguardo il piano carceri approvato dal Consiglio dei Ministri. Qual è il nodo principale, la cosa più importante che abbiamo messo sul tavolo, Morrone? Beh, innanzitutto 335 milioni di euro stanziati dal MIT, quindi dal nostro ministro Matteo Salvini, vice premier, segretario della Lega, che avrà 335 milioni di euro da investire per manutenzione e naturalmente costruzione di nuovi istituti penitenziari. Quindi la Lega, questo è un punto fermo. So che ci sono probabilmente anche qualche alleato che, diciamo così, ha qualche dubbio in merito e potrebbe lasciarsi convincere per qualche amnistia o indulto. Noi non abbiamo alcun dubbio, nessuna amnistia, nessun indulto, nessun beneficio, istituzione di nuovi istituti penitenziari, manutenzione di nuovi istituti penitenziari, quindi giusto risistemare carceri ormai vecchi, decrepiti, e dare condizioni idonee, che le condizioni poi idonee date ai detenuti che scontano la loro pena, la rieducazione, sono la condizione anche di tanti agenti della polizia penitenziaria che io seguo da tanti anni, che vivono nelle analoghe condizioni, perché quando lavori 8-10 ore al giorno in istituto penitenziario convivi buona parte della tua vita con lo stesso detenuto. Quindi è giusto che i carceri, diciamo così, più vecchi, quelli sicuramente meno idonei, siano messi da parte, siano chiusi. È giusto che siano costruite le strutture idonee, però sia chiaro, da parte della Lega nessun sconto, nessun indulto, nessuna amnistia. A volte anche, ripeto, qualche alleato avrebbe voglia probabilmente di farsi prendere da questa deriva, ma finché ci saremo noi terremo duro, perché chi ha sbagliato deve pagare. Io mi metto spesso sempre dalla parte anche delle vittime, perché ricordiamo che quando, ad esempio, in un omicidio c'è naturalmente una persona che magari è una vittima, quindi lui non si può far nulla, ci sono però tante persone attorno alla vittima, che possono essere figli, nipoti, nonni, parenti, che nessuno se ne ricorda più. I riflettori vengono puntati sul detenuto, poverino, ha sbagliato, deve essere educato, dopo qualche anno si dimentica quel che ha fatto, ma nessuno pone l'attenzione, accende i riflettori
o raccoglie le istanze di quelle persone che hanno perso il proprio caro, che poteva essere magari una fonte di reddito per poter sopravvivere, perché se si pensa all'omicidio magari di un padre di famiglia, di una madre di famiglia, viene a mancare tecnicamente in maniera così anche semplice quello che è quel reddito e quant'altro. Quindi c'è una famiglia che per tanti anni sarà macchiata, ferita per sempre. Ecco, quindi sia chiaro, bisogna secondo me mai perdere l'obiettivo, mai perdere la lucidità nel valutare le cose. Quindi noi come Lega penso che ce lo riconoscono anche i cittadini, abbiamo le idee ben chiare. Assolutamente sì, signori, e in questo momento stanno concordando anche i nostri ascoltatori che ti stanno scrivendo al 340-6709-659 e di andare avanti su questi fronti. Grazie davvero all'onorevole Jacopo Morrone della Lega. Buon lavoro. Grazie a voi e buona giornata. Buona giornata a chi ci ha acceso in questo momento, 8:53. Ricordiamo che è possibile riascoltare questa rassegna stampa quante volte volete, non si consuma mica, sul sito radiolibertà.net cliccando podcast. Ancora meglio, trovate questa rassegna stampa su YouTube e su Facebook cercando Radio Libertà, o se preferite all'interno della pagina di Lega Salvini Premier, e grazie naturalmente al movimento che ci trasmette a 1 milione e passa di follower. Ho ancora una manciata di minuti prima della pausa e vado a pagina 2 di Libero, perché si parla di delirio Marche. Schlein tace, e questo tacere, ragazzi, anche dal punto di vista morale è strano, perché in altri casi si sarebbe fatta sentire come non mai, e in questo caso sta zitta. Schlein tace, l'ex sindaco attacca i 5 Stelle dicendo no a lezioni di onestà, ma i grillini lo rosolano, scrive oggi a pagina 2 Libero. Il candidato governatore scarica sui suoi collaboratori: io parte lesa, qualcuno ha tradito la mia fiducia, il silenzio di Elli si fa pesante e coi pentastellati è gelo totale, appoggio prima chiarisca in procura, dicono dai 5 Stelle. Solo un riquadretto, ma per dirvi che atmosfera si respira anche all'interno del PD o intorno adesso ad Ancona. Ladro, imbrattata la sede del Partito Democratico, proprio quella di Matteo Ricci, all'interno della Galleria Dorica ad Ancona. È stata vandalizzata. Sulle vetrate dove sono affissi i manifesti è comparsa la scritta ladro. Chiaramente la colpa è della destra, abbiamo fatto una campagna d'odio, eccetera, eccetera. E attenzione, mi fermo qua e non voglio annoiarvi. Poi però, prima di aprire le linee, passerò anche a un giornale un po' più spostato a sinistra e a una certa severità che non ti aspetti riguardo il povero Matteo Ricci. Centro-sinistra congelato anche a Milano. A Milano, scrive il Libero a pagina 3, politica nel caos e la Cassazione Green limita i nuovi grattacieli. I giudici, città emblema dei guasti urbanistici. È l'ennesimo tentativo di sostituirsi alle amministrazioni. I Verdi esultano, ora stop allo stadio, e Sala pensa a un ex colonnello della Guardia di Finanza come consulente in assessorato. Chiaro che quelli più disperati sono quelli che stanno pagando la casa nuova, che non viene più su, o gli altri che hanno visto grattacieli crescere intorno alla loro casa e sono lì che dicono e adesso solo un riquadretto piccino picciò per Forza Italia, che propone un codice etico per la città. È un qualcosa che magari manca a una certa sinistra. E a pagina 5 di Libero, attenzione, Ricci teme la vendetta dei suoi ex dirigenti. A proposito della scritta Ricci ladro nella sezione del PD proprio di Ricci, adesso lo scaricabarile dell'ex sindaco potrebbe travolgerlo. La procura non crede alla tesi autoassolutoria e i fedelissimi non vogliono fare da capro espiatorio. Pietro Senaldi se ne occupa a pagina 5 del quotidiano Libero, parlando insomma che qualcuno si incacchia, diciamolo così, qualcuno potrebbe arrabbiarsi proprio nella cricca in senso buono di Ricci. Ancora
il quotidiano Libero, a pagina 8, presentato il sesto piano per l'infanzia, termini raddoppiati per il bonus bebè, raddoppia da 60 a 120 giorni il tempo dalla nascita per richiedere il bonus nuovi nati per i bambini nati dal 1 gennaio al 24 maggio di quest'anno. Ok, è notizia fresca fresca, so che di figli non se ne fanno, ma se qualcuno vicino a voi ha questa bellissima idea, e devono averlo fatto adesso però, non è che ci mettiamo oggi, raddoppia da 60 a 120 giorni il tempo dalla nascita per richiedere questo bonus, lo ha detto la Roccella. La buona notizia arrivata ieri dal Consiglio dei Ministri: arriva 1 miliardo all'agricoltura per le produzioni nazionali, visto che l'Europa sta facendo tagli su questo settore e avremo modo di parlarne nelle prossime ore, nei prossimi giorni. I fondi del DDL Coltiva Italia saranno destinati a limitare la dipendenza dall'estero e ad arginare i tagli imposti dall'Europa, un segnale importante secondo Coldiretti, scelto, deciso, portato avanti proprio ieri dal nostro Consiglio dei Ministri. Chiudiamo Libero con un'altra notizia di quelle che ci fa incacchiare, ragazzi. È una famiglia disperata a Firenze. Oggi c'è poca cronaca sui quotidiani, la cronaca quella degli immigrati cattivi. Ho cercato ieri, ad esempio, abbiamo intervistato degli immigrati buoni che sono venuti nel nostro paese senza voler spacciare droga, senza voler picchiare e violentare. Addirittura questo è diventato direttore di un grande albergo. L'ho intervistato ieri in Potere al Popolo, cercatevi il podcast. Ma a Firenze c'è una famiglia disperata. Tunisino irregolare perseguita ragazzina. La madre urla fermatelo. Nonostante 10 denunce, l'uomo continua a minacciare la quindicenne e a provocare: tanto non possono farmi nulla. Questa è la frase che circola anche sui social, ragazzi, e ci arrivano anche noi dei whatsappini carini di voi immigrati tamarri, avrei detto io, negli anni '80, e adesso ci sono altri termini molto più alla page, certo. Caterina Magnaci, a pagina 20 di Libero, parla di questa famiglia disperata e di questo signorino che dice: tanto non possono farmi nulla, e lo dite in tanti sui social. Pare che non ci sia giustizia per gli irregolari che hanno una loro tesi di vita, una loro Costituzione, e per molti si chiama Sharia. Sono le 9, mi fermo, c'è la pausa, ragazzi. È in arrivo un'altra bella canzone indipendente, questa la conoscete sicuramente, ma in lounge version. Grazie a Giancarlo Bigazzi, la storica Ti pretendo. Stanotte ti pretendo, io non ho che te, dietro nessuna mi nascondo, dimmi che lui non c'è. Lo so che fra noi due il più forte sei sempre tu, ma dammi questa dolce morte, tanto non vivo più. Sento che ci stiamo cercando, è inutile che dici di no. Stavolta compromessi non scendo, sei l'unico diritto che ho. Ti pretendo, in nome dell'amore se c'è, stanotte vado fino in fondo. È troppo il mio bisogno di te, io non ti voglio, ti pretendo. È inutile che dici di no, io questo amore lo pretendo. Sei l'unico diritto che ho io.
ti giuro mi nascondo dentro di te. Io non ti voglio, ti pretendo, lo sai, io non ho che te. Tu dimmi solo dove e quando, dimmi che lui non c'è. Sento che ci stiamo cercando, è inutile che dici di no. Stanotte siamo fuori dal mondo, sei l'unico diritto che ho. Ti pretendo in nome dell'amore, se c'è, se tu mi guardi non rispondo. Ti pretendo, davvero non rispondo di me. Io non ti voglio, ti pretendo. È inutile che dici di no. Io questo amore lo pretendo. Sei l'unico diritto che stanotte ti pretendo. Stanotte che c'è l'unico diritto che ho. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. C'è stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. E attenzione anche a dire ti pretendo, oggigiorno questo titolo verrebbe probabilmente censurato. Ti pretendo, cantava Raff un po' di anni fa. Giancarlo Bigazzi, è lui che scrisse questa canzone con Silvia Mezzanotte, la ricorderete nei Mattia Bazar, in questa nuova versione di Ti pretendo, una nuova veste, come Bigazzi ha fatto con altre tante sue canzoni. C'è un intero album in circolazione con una nuova veste per ogni pezzo di Bigazzi. Lo trovate sugli store digitali, lo trovate anche facilmente su YouTube. 9-5, striscia rossa sul sito elettronico di Repubblica, lite per una partita di calcio, ragazzo di 15 anni accoltellato in un campeggio di Varcaturo. Vediamo invece il Corriere, è fermo sulla notizia della Francia, ma chiaramente è una notizia potentissima. Parigi riconoscerà lo Stato della Palestina e gli Stati Uniti che dicono decisione sconsiderata. Poi il Corriere si chiede naturalmente perché è saltata la trattativa su Gaza e noi naturalmente siamo qui a dire speriamo che non sia vero, perché si scrive e si dice tutto e il contrario di tutto in queste ore. Speriamo che magari ci sia ancora una possibilità. Luce e gas, come difendersi dai call center aggressivi e evitare scelte affrettate. Scrive Repubblica, ci faccio una risata, perché l'unica soluzione è quella di non rispondere al telefono. Il problema è che poi rischi di non rispondere magari a qualcuno che ti cerca. Tu dici, ma io ho tutti i numeri registrati, se mi chiama qualcun altro, vero anche questo, e molto spesso adesso hanno imparato a chiamare mettendo dentro dei numeri che invece tu conosci e quindi rispondi. Mamma mia, vai, dai, 5 minuti, apro le linee, ragazzi, mi state scrivendo in tanti, grazie a tutti coloro che ci fanno i complimenti.
a quelli che ci amano, a quelli che ci odiano, a quelli che stanno sbirciando sul sito radiolibertà.net e hanno scoperto che la nostra è una radio che si ascolta ma anche che si guarda sul sito radiolibertà.net, sulla app di Radio Libertà che potete scaricare gratuitamente dagli store digitali, ma anche, signori, ci potete guardare su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà o Lega Salvini Premier, ed è carino perché poi se schiacciate il bottoncino condividi potete far avere a vostri parenti e amici le nostre trasmissioni. Mica roba da nulla, perché non tutti hanno il coraggio di dire quello che diciamo noi, e in questa rassegna stampa non mi invento niente. Quello che vi dico è scritto, ma a volte queste notizie non entrano nelle rassegne stampa. Bada ben, come mai? Infine saluto gli amici che ci seguono sulla banda DAB della radio. In molti siete rimasti orfani del canale 252 del televisore, abbiamo dovuto spegnere per il momento, ma compratevi una radio DAB, tutte le radio sono DAB, non è più come 10 anni fa che dovevi chiedere un modello particolare. Qualunque radiolina vai a comprare oggi ha all'interno la tecnologia DAB, che non è altro che un'altra banda di trasmissione digitale oltre all'FM e all'AM. Quindi c'è il bottoncino DAB. Nel momento in cui voi schiacciate DAB, un piccolo computerino sintonizza automaticamente tutte le radio che si possono ascoltare nella vostra zona. Cercate in ordine alfabetico Radio Libertà. Una volta che ci trovate non ci perdete più, perché siamo nazionali nella banda DAB. Sono sul quotidiano Il Tempo, che titola questa mattina Georgia d'Europa, è il minimo. Il settimanale americano Time incorona la Premier italiana, sta guidando l'Unione. Sta guidando l'Unione, è bella tosta come frase. Chissà cosa dice quell'altra. Da Le Monde all'Economist, da Politico al Times, così la Meloni conquista tutti. Georgia d'Europa, titola quest'oggi il quotidiano Il Tempo. Mentre Ursula dice no, chiaramente non alle copertine di Giorgia Meloni, ma contro i balneari. Bolkestein, l'ultima follia UE contro i balneari, la Lega fa muro, scrive Sirignano a pagina 3 del Tempo. Alessandro Usai invece scrive l'Europa verde è arrivata all'ultima spiaggia. Editoriale di Tommaso Cerno sul Tempo, il complotto del martello con Falce, e poi il caso dell'ex ministro, lo stalking di Boccia a San Giuliano. I PM dicono lo stava portando verso il suicidio. I tormenti del campo largo, Gelo, Schlein e Conte, i 5 Stelle scaricano Ricci, Elli congela Fico e Salis studia da leader. Urca, ragazzi miei, come vedete bello tosto oggi il quotidiano Il Tempo, che parla anche dello scontro sui clandestini, le balle del PD sui centri in Albania. Con i governi Dem si spendevano 4 milioni al giorno per i migranti. Ma entriamo all'interno del Tempo. Georgia d'Europa, guardate che carina veramente, niente male. Time che dedica la sua copertina alla Premier, dove Giorgia Meloni sta portando l'Europa. Viene descritta come il politico più influente dell'Unione Europea, cicca, e si esalta il rapporto con Trump. Da Le Monde a Politico fino all'Economist, i giornali stranieri sottolineano la sua centralità. In arrivo 1 miliardo per investire in agricoltura. Approdato il DDL Coltiva Italia, il ministro Lollobrigida, e quanto serve a una nazione che oggi semina per raccogliere benessere in futuro. Insomma, cerchiamo di far fronte a questi tagli sempre europei nel settore agricoltura. Ma arriva Bolkestein. L'Unione Europea di Ursula vuole togliere le indennità ai balneari. Muro di Salvini, non arretriamo. Nel bel mezzo dello scontro sui dazi, la Commissione trova un settore produttivo da colpire. Le associazioni di categoria, ennesimo attacco contro i lavoratori, grazie al ministro, e si parla naturalmente di Lega che non molla. Scontro sulle balle del PD, e ne parla a pagina 9 il quotidiano Il Tempo.
quando governava il PD buttava 4 milioni al giorno per i migranti. Adesso i Dem dicono spesi 144 mila euro ogni 24 ore, quindi noi ne spendiamo 114 mila euro in 24 ore, quando c'era il PD 4 milioni al giorno. Ma solo Mare Nostrum nel 2014 costava 310 mila euro al giorno, altro che spreco. Grazie a Jader e Schengen gli sbarchi sono crollati. Siamo sempre sul quotidiano Il Tempo. Ricco, ma adesso non posso far finta di niente, vado sulla Stampa. Ieri l'ho glorificata, oggi lo farò ugualmente, non è colpa mia se ci sono argomenti per chiacchierare. A proposito, se volete chiacchierare, chiamatemi adesso 02 92 94 7222, mettetevi in attesa, sentirete una musichetta suonata dai nostri registi, statela ad ascoltare, è bellissima, e poi quando sentite l'audio di Sammy Varin e la cornetta, chiaramente mi rispondete. La Stampa: Gaza, la diplomazia si ritira. Centri migranti in Albania, 114 mila euro al giorno, come vi dicevo, e proseguono a pagina 2 con la tiritera. Il salasso del CPR in Albania, spesi 114 mila euro al giorno. Schlein, Meloni chieda scusa. È strano che non l'aspetta in Parlamento, veramente. La maggioranza tace e il Viminale frena. Attacco ideologico, prima costava di più. La linea del centrodestra è non intervenire per non dare visibilità alle polemiche. Il Ministero dell'Interno cita i dati 2022, 4 milioni di euro al giorno, ma l'accoglienza era più ampia. Così titola chiaramente oggi la Stampa, tirando l'acqua a quello che dice la Schlein e il Partito Democratico. Giro la pagina e la Stampa ricorda adesso la Lampedusa greca, non è più di moda l'isola di Lampedusa perché ne arrivano pochi, e andiamo a rompere le palle su quello che succede in Grecia. C'è la Lampedusa greca, signori, barchini abbandonati, salvagenti di fortuna, la spiaggia di Gavdos, 100 abitanti a sud di Creta, porta i segni degli sbarchi aumentati del 350% e la nuova rotta dei disperati in fuga dalla Libia. Cioè, la buona notizia è che non arrivano più in Italia, ma arrivano tutti in Grecia e non va bene, la colpa è sicuramente dell'Italia. Attenzione, giro la pagina, chiaramente a pagina 4 si ritorna a parlare di Striscia di Gaza, negoziati, il naufragio. La titolazione che chiaramente ci riporta alle argomentazioni tipo della sinistra, però è tutto vero, si sono fermati i negoziati, delegati USA via dal Qatar, rottura, il ministro Eliaou, Gaza sarà ebraica, ma viene smentito, Londra e Parigi, riconosceremo la Palestina, anche Londra, Netanyahu, Macron così premia il terrore. Vi racconto l'odissea dei bambini malati di cancro in mezzo alla guerra, scrive l'oncologo Damiano Rizzi. Siamo sempre sul quotidiano La Stampa, che evoca anche le parole vuote dell'Occidente che lasciano Netanyahu impunito. Poi si cambia argomento a pagina 7 con Francesco Lollobrigida, e certo, con le tariffe cresce l'incertezza, 1 miliardo in più all'agricoltura. Quindi la risposta del governo a questa Europa magna che dirotta tutto sul green e gli agricoltori rimangono coi campi vuoti. Ricci, attenzione, pagina 12, il motivo per cui vi ho portato fin qua, pericolosamente, perigliosamente all'interno del quotidiano La Stampa, con voi a casa che vomitate, ma c'è un buon motivo. Pagina 12, state in attesa anche al telefono, continuate a chiamare 0292947222, che tra poco vi mando in onda senza filtri né censura. Ma a pagina 12 Ricci rilancia la sua corsa e attacca i 5 Stelle, non accetto lezioni, ma attenzione, sul quotidiano La Stampa c'è Alessandro De Angelis, quello simpatico, che commenta il silenzio di Schlein sulla questione morale.
fa quasi piangere vedere che il giorno dopo che alcuni giornali di destra hanno detto la battuta, insomma, che magari tirar fuori la questione morale all'interno del centro-sinistra sarebbe ora, Alessandro De Angelis oggi lo scrive sulla Stampa. Visto che quel periodo è stato evocato, i più canuti ricorderanno, tanto per fare un esempio di cosa sia un segretario, cosa fece Achille Occhetto, l'uomo della svolta dal PC al PDS, quando le inchieste lambirono il suo partito. Anche lì c'era Milano, sulla metropolitana, riandò alla Bolognina, il luogo della svolta, chiese scusa agli italiani per sottolineare una diversità e poi fece piazza pulita nel partito. Lo apprezzò anche un osservatore severo come Indro Montanelli. Va bene, qui non è Tangentopoli, ma quel che sta accadendo in giro comincia ad avere una certa consistenza sul piano della questione morale. A Prato si è dimessa la sindaca del PD in quanto indagata per corruzione. A Torino è indagato il deputato Mario Laus nell'ambito di un'inchiesta sulla società cooperative di cui è socio. E poi Milano, l'inchiesta su Matteo Ricci, il comune di Bari non sarà sciolto, ma la scorsa settimana il procuratore aggiunto della DDA Gianella ha affermato che la città è assuefatta ai clan. Mi fermo, ma è interessante questo articolo, Alessandro De Angelis, sul quotidiano La Stampa. C'è un certo malessere e soprattutto strano che la Schlein taccia sulla questione morale, o forse no. È strano anche che a pagina 13 ci sia un intero paginone, ancora di più che su Repubblica, riservato a Forza Italia. Le nuove regole spinte dai fratelli Berlusconi. Tajani che apre ai ritocchi allo statuto, i segretari regionali saranno eletti dalla base. Paginone a pagina 13, non del giornale, ma del quotidiano La Stampa. Marcello Sorgi, altra cosa che fa pensare, ragazzi, io vi porto avanti, chi ascolta questa rassegna stampa non vuole rassegnarsi alle solite notizie. Marcello Sorgi nel suo taccuino oggi a pagina 13 della Stampa scrive: scegliere l'anti-Meloni sarà difficile. Dopo tutto quel che è successo dal punto di vista politico, morale e giudiziario al PD, ma anche una velatissima, mica poi tanto critica alla Schlein, che la volete mettere di fianco alla Meloni al prossimo giro di elezioni, ma per favore, ma per piacere. Basta, mi taccio, ora tocca a voi. Chi vuole parlare con Sammy Varin, chiami ora 0292 94 7222. Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Buongiorno. Innanzitutto voglio mandare un saluto alla signora Lisetta, volevo farlo ieri ma mi è passato perché i suoi interventi sono sempre molto ficcanti. È vero. Al di là di questo, È vero. sai che io mi diverto a lanciare qualche sassetto nello stagno. Allora, partiamo dall'articolo sul Times dedicato a Giorgia Meloni, che è sicuramente una frecciatina alla Ursula von der Leyen, perché i nostri giornali non ne hanno parlato, ma l'altro giorno è stata in Cina con un manipolo di accozzagli, di cianfrusaglie che le fanno il codazzo, e mi sembra che i nostri giornali cartacei di questo ne abbiano parlato poco o niente. Che c'è andata a fare in Cina? Forse perché vuol fare l'opposizione agli Stati Uniti di Donald Trump? Complimenti, sarà la nostra fine. Allora, poi c'è un ragionamento legato anche al discorso di Macron con la Palestina. È vero, l'ascoltatore che chiamava dalla Romagna poco fa in un vocale ci ha detto che molti magrebini, molti arabi ormai si sono integrati e Macron ha fatto un buco nell'acqua. Io invece temo che sia per cercare di pacificare le periferie che gli stanno esplodendo praticamente sotto la seggiola, perché tantissimi di questi giovani praticamente tengono in pugno la Francia utilizzando anche il discorso dei Propal. Quindi Macron ha anche questo grosso problema che a noi non conviene sottovalutare, perché anche noi abbiamo delle periferie che stanno cominciando a diventare calde, magari non come quelle francesi, però dobbiamo starci molto attenti. Niente, basta. Ti saluto, ciao Sam. Grazie. Quindi per tener buoni gli immigrati, sentivate ieri cosa scriveva Repubblica, solo Repubblica, in Francia
le città chiudono di notte per i ragazzacci. C'è il coprifuoco notturno, signori, in Francia. E quindi riconosciamo lo Stato palestinese. Chissà mai che facciano i buoni tutti questi delle banlieue. Che facciamo? Lo facciamo anche qua in Italia per tener buoni i Maranza? Ragazzi, sto provocando, sono provocante oggi. Oh, Sammy Varin provocante. Dai, vi provoco. Chiamatemi 0292 947222. Faccia anche voi questa prova, voi ascoltatori nuovi che chiamate dal nord, dal centro, dal sud o anche in giro per il mondo in vacanza, chiamando 0292 947222. Nessuno vi chiede chi siete, cosa volete, di cosa volete parlare. No, semplicemente vi diciamo rimani un attimo in linea e quando Sammy Varin dice pronto, dite anche voi pronto e siete in diretta mondiale su Radio Libertà. Sì, mi state facendo adesso vedere quello che succede in Francia e in Spagna, naturalmente una brutta cronaca di violenza che sta accadendo anche come reazione certamente a ciò che gli immigrati stanno portando avanti da mesi o da anni, cioè fanno il bello e il cattivo tempo. Cosa scrive oggi Elel? Dobbiamo liberarci della disgrazia UE, volutamente scritto minuscolo. E hai visto, ce ne sta combinando di tutti i colori questa Europa e noi dobbiamo in qualche modo toppare le falle. Altra chiamata 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Sammy, mi chiamo Dario, chiamo da Valdobbiadene. Prego. Circa una ventina di anni fa Ettore Gotti Tedeschi già sosteneva che il debito di uno Stato, anzi spiegava, insegnava, che il debito di uno Stato è formato da 4 voci: il debito pubblico, il debito privato, il debito delle imprese e il debito della finanza. A vari stadi, tutti gli stati sono coinvolti in questo. Il debito privato in America è al di là di ogni limite. Il debito delle imprese in Germania è molto più alto del debito pubblico italiano. Il problema è che fino adesso ci hanno sempre accusati per il nostro debito pubblico. Lui, Ettore Gotti Tedeschi, sosteneva che comunque qualsiasi di questi debiti alla fine diventa debito pubblico. Adesso che per anni abbiamo penato e pagato più di tutti per il nostro debito pubblico, adesso che viene al dunque e al pettine il debito delle imprese tedesco, il debito della finanza inglese, il debito privato americano, dobbiamo ancora restare in Europa per togliere le castagne dal fuoco a questi profittatori, a questi che ci hanno sempre vessato. Se questo è bene, se la Meloni sta facendo bene, auguri a tutti. Grazie, ti ascolto. Grazie. Cantavano i cugini di campagna. Che odore di castagne al fuoco. 0292947222, appena pubblicato sul sito elettronico del Corriere da Milano. Rapinati e lasciati in mutande. L'incubo di 2 fratelli di 12 e 16 anni attaccati dalla baby gang con il cane. Le vittime sono state accerchiate da un gruppo di giovanissimi nordafricani, lo specifica il Corriere. Oh mamma, piove infatti su Milano. Dopo l'allarme sono stati arrestati in 6. Chi c'è in linea? Pronto? Sì, sono Walter, ciao. Quella. Beh, li hanno arrestati e domani sono fuori chiaramente tutti perché hanno il cane e devono accudire il cane, questo è chiaro. Volevo dire una cosa, l'amico precedente ha parlato del debito pubblico, il debito degli stati. Beh, sappiamo che la Germania non più tardi di 6 mesi fa è stato scoperto un extra bilancio di 860 miliardi del quale più nessuno parla. C'erano 860 miliardi di debito spalmati a destra e a sinistra, ma chi se ne frega. La Germania è un paese federale, il debito di tutti i land sommati a quelli dello Stato centrale sono vicini a quelli dello Stato italiano, tra virgolette. La seconda cosa,
Tu giustamente metti in evidenza il fatto che a Gaza sembra, io non lo so, non ci sono stato, quindi non giudico. Io giudico però quelle foto che vengono messe sui social dove c'è un bambino denutrito e una madre che peserà 140 kg. Allora, quando vedevo i bambini denutriti in Africa, le madri poverine erano scheletri. Queste sono obese e hanno il bambino denutrito che sta morendo di fame. C'è qualcosa che non torna, Sammy, però anche tu devi essere un po' più, come si dice, corretto, lo sei, perché dici che è una cosa scandalosa, però c'è qualcosa che non quadra. Ci stanno raccontando delle palle. Se la pace viene, come si dice, ostacolata da Hamas, è perché ad Hamas questa situazione sta benissimo. Non è Netanyahu, è Hamas che rompe i coglioni. Scusami, Sam. Grazie, Ciao. ma ci mancherebbe altro. Io sento tutte le voci. La stranezza è che questi della striscia di Gaza non si ribellino ad Hamas. Questa è una cosa un po' strana. Magari ce li hanno tra parenti, amici, quelli di Hamas, e quindi non si possono ribellare. E le mamme ciccione e i bambini scheletrici. E magari stanno dimagrendo le mamme, scusa, adesso ci scherziamo, però sono cose tanto penose che si fa fatica anche a parlarne. Sì, mi fermo, ringraziando, non c'è più nessuno in attesa, vero? No, non è che ci sono ancora 25 persone, ringraziandovi sempre per il vostro apporto a questa non rassegna stampa, lo sapete, è un prodotto assolutamente diverso, grande come l'universo, che non esiste da nessun'altra radio, perché nessuno osa fare un prodotto del genere, chissà come mai. Ricordo che dal lunedì partiremo alle 8:30, la rassegna stampa partirà alle 8:30, quindi faremo dalle 8:30 alle 10:30 in versione estiva. Dopo di me, da lunedì, arriverà Antonino Danna con la sua trasmissione estiva e poi via via tutti i colleghi. Grazie ai due Simoni in regia, ci ritroviamo alle 11. Avete ascoltato la rassegna stampa.